Questa nuova associazione nel territorio vittoriese oggi si presenta con questa iniziativa. Chi siete? Innanzitutto lo facciamo assieme ad altri, lo facciamo assieme al Lions, che è un marchio ben conosciuto, lo facciamo con Fonderia Civica, che è un gruppo di ragazzi giovani, 23-24 anni fino a 31-32, bravissimi, motivati, che hanno voglia di essere utili alla propria comunità. Nuovi Orizzonti è un'associazione che va in quella direzione, cioè un po' di persone da un po' di tempo riflettono e dicono: ma noi che in fin dei conti ci siamo realizzati professionalmente e che abbiamo avuto molto dalla vita finora professionale, no? Come possiamo tornare qualcosa alla nostra città? Come possiamo essere generosi con la nostra città? Come possiamo aiutarla ad esempio a recuperare relazioni che servono? Oggi la vita è relazionale, non è una vita legata ad altri fattori, no? Quindi tutte queste cose, quindi Nuovi Orizzonti è un'associazione di persone libere che si sono molto realizzate nella propria professione e che vuole dare qualcosa alla città. Partiamo con questo tema qui, ma poi parleremo di legalità, parleremo di valore del terzo settore, insomma, dopo ve lo dirò, ma vedrete che... Il logo mi ricorda tanto però una lista civica. No. Lei sarà il prossimo candidato sindaco? Allora, libere interpretazioni. Io la mia esperienza civica l'ho già fatta tanti anni fa, è stata un'esperienza bellissima, per molti di noi della mia generazione, Piero ci conosce, è stata un'esperienza esaltante che io auguro a tutti. Se i giovani che stanno con noi questa sera volessero impegnarsi avranno sicuramente il mio aiuto. Io penso che la notizia di questa sera qual è? La notizia è che si parla di un argomento serio, ma in realtà per parlare di un qualcosa che sembra voli alto, ma in realtà tocca i comportamenti di noi tutti i giorni, no? Oggi la società, e quella vittoriese non fa differenza, ha bisogno di riflettere proprio su queste cose, ha bisogno di recuperare un rapporto proprio, una dimensione propria, ha bisogno di ripartire dalle persone. Beh, io non lo so, io un anno e mezzo fa ho avuto un'esperienza molto brutta, ho avuto un tumore alla testa, forse questo ha rafforzato un po' i miei convincimenti, no? Io dico che ognuno di noi deve dare qualcosa, io sono qua per dare qualcosa, sento la voglia di dare qualcosa alla mia città, ma da qua ad altri discorsi sono libere interpretazioni, mi credo.